Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi all'analisi Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a un'amicizia che ci segue da poco tempo, non tanto tempo, per dire come stanno le cose, che insomma si sente, non dico che dopo tanti anni di New Age, ma si sente un po' legato con un programma mentale, cioè lui si rende conto che ogni giorno fa le stesse cose, è diventato anche un spenditore seriale, sempre attaccato a Amazon, va nei supermercati, spesso spende a vanvera, non ha proprio, e con la crisi che sta arrivando si sente un pochettino che ha come uno spirito di povertà, nel senso che gli manca, ha un buco, no, praticamente questa persona ha un buco interiore e cerca di riempirlo con gli oggetti, con le scarpe quando ne ha bisogno, insomma anche questi sono spiriti di povertà, no? E chiedono aiuto al marietto, purtroppo lui, insomma, capite, quelle situazioni che purtroppo creano dei meccanismi mentali in cui una persona, se non ha riempito con 10 acquisti alla settimana la propria vita, zoppica, e è uno spirito un pochettino di povertà, anche se materialmente sembra che abbia tante cose. E quindi ha chiesto una mano e ha detto, senti Marietto, fai una pillola in modo che anche altre persone possono, in un certo senso, mettere dei muri, degli argini a a questo spendio, questo vivere così in modo così, no? Quando, non so, della serie ha tre cappotti, ma lui ne vuole sei perché, capite, questi meccanismi perversi che fondamentalmente, anche se ne avesse 20, non cambierebbe niente, perché di cappotto se ne usa sempre uno. E ha chiesto appunto un sistema semplice, se potevo far vedere un sistema semplice per togliere questi programmi mentali, e in questo caso qua usiamo questo circuito che per allontanare questi spiriti di povertà, capite? Perché anche questo, anche se ha 10 cappotti nell'armadio, 20 paia di scarpe, 20 polacchine, no? È sempre un mendicante, sempre uno povero. Quindi cosa facciamo? Prima di tutto andate su Amazon, fate scherzi, iniziamo a prendere questo circuito e questo pendolino, lo vedete? Bene, cioè il pendolino non deve essere lo stesso, ma diciamo prendiamo un pendolino. Questo circuito è predisposto per allontanare queste problematiche, cioè quando una persona ha questo buco interiore che gli crea questa povertà, che per povertà non si intende essere povero materialmente, ma che ha questo buco interiore. Quindi noi prendiamo questo qua. Se avete una persona che volete pulire, mettete il nome, il cognome o la foto. Se invece non avete nessuno, ma voi stessi, immaginatevi il vostro nome qua o magari mettete la vostra foto e poi prendete il pendolino, vedete, e incominciate a farlo girare in modo antiorario e chiedete in modo mentale che questo spirito di autosabotaggio, insomma, di programmazione mentale che vi hanno messo quando dormivate, quando magari eravate disattenti, quando magari stavate cercando il vostro io, invece avete trovato il supermercato, ecco, si allontani e entri dentro di voi questa forza che vi faccia vedere solo l'obiettivo e non il resto. Capite cosa voglio dire? Dal punto A al punto B, il resto nel cammin facendo deve essere allontanato perché il resto è sempre spesso pieno di programmazioni mentali che non sono vostre, ma vi hanno messo dentro quando eravate con un occhio aperto e un occhio chiuso. Quindi chiediamo che sia allontanato questo spirito di programmazione mentale, che poi voi sapete qual è, magari per qualcuno è il cibo, no? Per qualcuno li hanno programmato a mangiare, attaccarsi al frigorifero, per altri, non so, l'hanno programmato ad andare a slow machine oppure correre dietro a macchine sempre più grosse
insomma, di cercare l'equilibrio o il centro di gravità che cantava quel tipo che si chiamava Battiato, no? Un centro di gravità. Ecco, noi dobbiamo fare in modo, di allontanare tutti questi spiriti di povertà e di ritornare nel nostro centro per spostarci dall'obiettivo A all'obiettivo B, che, o viceversa, che poi ritornare a casa alla Keter. E che tutte quelle altre menate che ci hanno messo dentro quando dormivamo con un occhio aperto e un occhio spento, si allontanino dalla nostra vita. Ecco, voi continuate, lasciate girare il pendolino, chiedete sempre di togliervi queste programmazioni che vi hanno messo quando eravate addormentati e lasciate girare. mm? Questo è un circuito che deve essere lasciato almeno un mese dopo che fate questa operazione, se c'è sopra la fotografia, così che possa lavorare. Ma intanto, mentre state facendo questa deprogrammazione, anche il pendolino dà una forte mano. mm? Insomma, per quando vi hanno fatto il lavaggio del cervello, che non ve ne siete accorti, oppure quando avete degli autosabotaggi, insomma, quei momenti in cui non eravate pronti o non avete incontrato il decano magneto veneziano e non lo seguivate. Ecco. E questo aiuta. Quando finisce cosa fate? Vi fermate, prendete il circuito, che è gratuito, si scarica nel sito del Garma Veneziano del Capitano, lo appoggiate per un mese in un posto. L'ideale è che sopra ci sia la foto, il nome, il cognome e data di nascita della persona. Vi ricordo, questo è un circuito per allontanare gli spiriti di povertà, le programmazioni mentali, gli autosabotaggi e tutto quello che vi hanno messo nel corpo quando non eravate vigili. Queste zavorre che vi mettono addosso quando vi spostate nella vita. Bene, grazie cari amici e se volete un consulto del Gara Veneziano, noi siamo qui per voi. Grazie e alla prossima, ciao.